Professore Di Natali, oggi lei presenta un nuovo libro nella sua intensa attività editoriale, lo già sta facendo nei vari centri culturali della provincia. Ecco, per TVA ci anticipi il contenuto. Il titolo anzitutto è Bioetica e letteratura. Perché nasce questo libro? Nasce perché mi sono accorto che sui social, sui temi etici, quelli più delicati, di inizio vita, di fine vita, di ricerca scientifica, quei temi che nelle famiglie vengono continuamente affrontate ogni qualvolta sentiamo una notizia, tutte le persone sui social sentono il dovere, il diritto di poter parlare, di poter commentare. Questa è una cosa giusta, però ci dimentichiamo che su questi argomenti ci sono stati grandi autori, grandi letterati, scrittori, romanzieri che si sono espressi, e cioè Sciascia, Pirandello, Quasimodo, Montale, Levi, Pasolini, sto leggendo alcuni, Oriana Fallaci. E allora, cosa hanno detto questi grandi scrittori sui temi come inizio vita, come la fecondazione artificiale, come ad esempio l'eutanasia? Cosa hanno detto? Ebbene, il mio studio è stato proprio questo, quello di raccogliere tutto quanto i grandi scrittori hanno detto nel corso del Novecento su questi temi etici molto importanti, perché quando una persona deve dare un giudizio su un tema etico, come ad esempio i trapianti di organi, come l'eutanasia, dicevo, sia giusto che ascolti quello che uomini di grande spessore culturale hanno detto nel corso di questo Novecento.